Ciao a tutti, sono Ernestina dalla Corte Lucio e benvenuti a una nuova puntata di Ernestina dalla fine del mondo, storie di migrazioni bellunesi in America e non solo. Oggi conosceremo una storia del Brasile, il paese più grande del Sud America con tante storie di migranti veneti alle spalle. Una terra fertile, con tanto di foresta, di mare e di fantasia. Quale sarà stata la realtà che hanno trovato finalmente in questa America? Per iniziare questa serie di migranti bellunesi in Brasile, scopriamo la storia di un giovane italo-brasiliano con radici ad Arsier che porta con orgoglio le sue tradizioni bellunesi e, con le sue attività, contribuisce alla trasmissione della cultura veneta. In questa occasione, oggi ci racconta la sua storia di migrazione Patrick Sancanaro, giovane italo-brasiliano. Ciao Patrick, come stai? Ciao Ernestina, tutto bene? Eh, E tu come va? Ecco, stupendo. Così i nostri ascoltatori ti conoscono un po'. Perché non ci racconti qualcosa su di te? Dai, presentati. Va bene, io mi chiamo Patrick Giuliano Zancanaro, ho 41 anni, vivo a Pignalzigno, nella regione ovest di Santa Catarina. Sono a 600 chilometri della nostra capitale, che si chiama Florianopolis, e siamo a meno di 90 chilometri dal confine con l'Argentina. Siamo vicinissimi, ecco. Sì. Eh, Tu cosa fai di bello nella vita? Di cosa lavori? Bene, io lavoro in due municipi vicino qua, no? Sono un dipendente pubblico, lavoro in due comuni in questo settore del turismo e della cultura, a Novo Erechinho, una città vicina, che ha vinto il titolo lo scorso anno della capitale del Talian, a Santa Catarina, e a Planalto Alegre, una piccola città con quasi il 6% della sua popolazione di origine italiana. Oh, ma che interessante, molto bello quello. Adesso perché non ci racconti dei tuoi origini bellunesi? Da dove che sono partiti i tuoi antenati bellunesi e perché hanno deciso di emigrare e poi perché il Brasile? Va bene. Per quanto riguarda la mia origine, sono la quinta generazione di bellunesi qui in Brasile. I miei antenati si chiamavano Domenico Zancanaro e Maria Grando. Entrambi erano di Rocca, nella città di Arsi e Belluno, un posto bellissimo vicino al lago di Corlo. Arrivarono a Rio Grande do Sul in 20 maggio di 1875, Mhm. il mio compleanno, no? Ah, E guarda che si, bello! e si stabilirono a Colonia Dona Isabel, attuale Mhm. città di Bento Gonçalves, e successivamente negli anni di 1920 emigrarono a Santa Catarina perché quando i loro figli si sposarono era tradizione acquistare nuovi terreni per la nuova famiglia, emigrarono a ovest di Mhm. Santa Caterina. Il mio Bello. antenato Antonio lavorava con trasporti, con mezzo di Mhm. trasporti, principalmente con legno. Guarda. Sono andato qui a Brasile con due fratelli, pardon. Mhm. Ehm, Uno sono andato a San Paolo e due a Rio Grande do Sul. Non lo so se esiste qualcuno parente nostro che vive, sono andato a Argentina o Stati Uniti, Oh, ma che però bello. Magari si guardano questa intervista e si sentono nominare, magari facciamo una riunione familiare. Sì, sì, va bene. Però sono andato per questa regione del Rio Grande do Sul è una regione di Mhm. serra, né, di montagna. Non lo so perché italiano era simile alla regione di dove vivia, però il popolo tedesco sono andato qui prima, in Ah. 1825, e tutto il meglio era del tedesco. E quando l'italiano sei arrivato a Rio Grande do Sul, il tedesco non era tanto piaciuto con l'italiano Mm. per conto della religiosità e tante altre cose e vivia lontano dal popolo tedesco nel primo momento. È importante parlare un po' dell'immigrazione nel Rio Grande do Sul perché noi che viviamo qui a ovest di Santa Catarina siamo 100% di origine di italiano che sono venuto prima a Rio Grande do Sul, dopo una migrazione interna in Brasile sono andato per questa regione.
Ah, guarda, parlavi un po' prima di che non era così diverso da Belluno, o com'è geograficamente? Ci sono delle montagne o delle colline lì dove si sono stabiliti? Faceva tanto freddo o caldo magari? Sì, in nostra regione è un po', boh, Mhm. è simile al Rio Grande do Sul, no? È un tanto di montagna, è un po' difficile accesso anche, però il clima è un po' simile perché la nebbia non esiste tanto qua, però fa Guarda. troppo freddo. Qua fa -6, -8 nell'inverno. Però estate fa troppo caldo, Oh no. 40-45. Quanti gradi più o meno? 45, più o meno 6 e 8, 4 a 6. L'inverno dell'anno scorso in nostra regione fu la più fredda dell'ultimo 60 anni, Mm. fino -10, troppo freddo. Eh sì, poi i 45 del caldo che mi stavi raccontando è una bella Sì, differenza sì, anche. sì, sì, sì. Ti ricordi o ti hanno mai detto perché hanno scelto il Brasile quando sono partiti da Arsier? Ehm, sono andato a Arsier in 2018. Ho conosciuto un tanto di cugini, un po' distanti perché Oh, che sono bello! a quinta generazione, però siamo della stessa radice. Mhm, Ho visitato una città, una mhm. frazione chiamata Incino, dove anticamente viveva la famiglia Zancanaro. Intorno di 700 persone di cognome Zancanaro. Guarda. Adesso vive 11 persone solo. Oh. Tutti sono immigrati per tutto il mondo. Perché? Perché in questa epoca era una di estrema poverezza e la gente sono Mhm. andata con diversi italiani di altre regioni, però principalmente in questa zona sono a cercare un nuovo paese per cominciare una vita nuova. È un po' diverso da quella che sono partito d'Italia dopo guerra. Mhm. In questa epoca principalmente era perché la fame, senza lavoro, era troppo freddo perché la zona di Belluno è di montagna la maggioranza, no? E questa gente sono andato per cercare una vita nuova qui in Brasile, né? Fare l'America. Ecco. Eh sì, certamente. E quando sono arrivati, cos'è che hanno trovato? Trovavano quello che aspettavano? Sapevano già qualcosa del Brasile quando venivano qui? Credo che no, Mhm. perché ha tanta fantasia, tante cose che si parlava del Brasile, si vendevano una immagine più meravigliosa del Brasile. Però questa gente, quando sei arrivata qua, ho un tanto di cose brutte perché Mm. ehm, prima che quando sono arrivato in Brasile era il fino della schiavatura Mhm. e quasi che una sostituzione del popolo nero per il bianco per lavorare in fattoria. Italiano che sei andato alla regione di San Paolo, ha Mhm. lavorato tanto tempo come schiavi bianchi. Oh. Però nel sud del Brasile è un po' diverso perché quando sei arrivato qua non c'era niente, fora Mm. in mezzo della foresta, vicino a una fontana d'acqua e basta, e animali selvaggi solo. Non Oh, era ma sì, che troppo dura avventura che è stata, eh? Che sfida difficile per i nostri migranti. anche che il mio antenato è morto con 43 anni di febbre. Oh, che Pensa, giovane! sei morto giovani perché lavorava tanto, tanto, tanto e penso che la vita qui in Brasile, questo clima subtropicale, non era facile per questa gente da No. vivere anche, no? E che lavoro faceva il tuo antenato che è arrivato qua? Il mio antenato ha lavorato con legno in Ah, Italia.
E poi c'erano altri, ma avevi detto che erano, beh, una città più con immigrazione tedesca, ma c'erano altri bellunesi lì? Erano pochi, tanti? Che lavoro facevano quelli che c'erano? Bene, qui a Pignalzigno, per esempio, siamo con un po' diversi di etnia europea, Mhm, predominante di italiano. La città sono un po' diversa perché la gente italiana era cattolica e viveva in questa città più gente di origine italiana cattolica, perché italiano qualche tutto era cattolico, però il tedesco no, il tedesco una parte era mhm, cattolico e l'altra parte no. Diverse città di origine tedesca vicine a noi sono diverse perché non sei di origine religiosa cattolica. mhm. Ma la nostra gente qua, quando sono andata migrata da Rio Grande per Ovest Santa Catarina, ha un po' di una mescolanza di italiano di diverse regioni, ma principalmente siamo veneti, un po' di lombardi e Mhm. friulani. E in questa zona non esiste trentino. Ah, guarda. Eh, della gente di origine veneta, la maggioranza qua sono di origine bellunesi, dopo trevisana e dopo vicentina. Eh, Padovani non hai tanto qua, siamo la maggioranza bellunesi, trevisano, tanto che il nostro dialetto, il nostro italiano, come si dice qua, no? È troppo simile. Si parla, capisci che quando si parla con Mhm. una persona, per esempio, di origine bergamasca, no? Mhm. Della Lombardia, non capiamo niente, perché parla un dialetto diverso da noi, no? È Però vero. il Veneto, di modo generale, parla simile, trevisano, bellunesi, si parla Tu parli così qualcosa simile. del Talian? Qualche parola del Talian lo parli? Parlo un poco. Beh, dopo, alla fine, voglio un saluto con qualche Va parola in bene, italiano. va bene, va bene. Dai, stupendo. Sì. Adesso si parla più il dialetto, i Mhm. giovani, la gente che vive in campagna, però in città non si ha un po' di vergogna della gioventù di No. parlare il dialetto. È Peccato. terribile. Tu cosa vedi magari della migrazione bellunese o l'eredità che hanno lasciato i migranti bellunesi nella tua città, nella tua zona? Parlavi appunto del dialetto, ma c'è qualche ricetta, qualche ballo, qualcosa di particolare che tu vedi per caso di proprio bellunese? O qualche tradizione, qualche frase nel Bene, quotidiano, nella vostra vita di ogni giorno? sì, io penso che nella nostra città in Mhm. particolare esiste diverse cose più è tipico del bellunesi. Primo, Guarda. la religiosità presente nella famiglia è più forte, Mhm. il mantenimento del dialetto, Mm, è comune sentire qui nelle strade gli anziani principalmente parlando il dialetto che perché bello. anziani non capisci italiano, capisci solo il dialetto. È ricco perché dopo 145 anni si Mhm. preservano questo modo di parlare, no? Altre cose tipiche è il cibo, no? Perché Uh, gli migranti veneti per esempio, nella mia casa si mangiano polenta 2 o 3 volte nella settimana. è Siamo stupendo. polentoni. Sì, mangiamo la polenta gialla, né? Perché si dice che in Ah, Italia si mangiano, non lo so, in Argentina, però in Brasile si mangia solo la polenta gialla. La sì, polenta anche qua bianca abbiamo... non mangiamo, non esiste. In Italia mi hanno detto i miei amici che la polenta bianca era la polenta della gente che qua è più soldi, Certo, però noi era tutto poveri, no? ha un altro prezzo. Altre, Ma è buona altre, comunque, eh? sì, sì. Altre cose che si mangiano moltissimo qua è il radicchio, che in dialetto Mm, si dice radici, radici cotti, ecco. ehm, il salame, il formaggio, la fortaia si mangia tantissimo e è troppo tipico della zona del bellunese, del trevisano, Che e la stupendo. produzione... Ci stai dando e- fame, Patrick, no?
e la produzione di vino artigianale, no? Uh. Qua tantissima gente che produce il vino artigianale. Un'altra cosa caratteristica più Mhm. forte è la famiglia sempre in primo piano. La madre è la regina della casa e Ecco, molte veramente. cose, sì, e molte cose sono concentrate intorno a lei. È vero, questo è Bravissimi. verissimo. Patrick, parlando appunto di famiglie, tu sei il presidente della famiglia bellunese di Pignalsigno. Raccontami un po' delle vostre attività o come avete deciso di creare questa famiglia, quando è nata l'idea e cose che fate di bello. Va bene. Ho fatto una ricerca approfondata e scoperto che aveva molto giovani di origine bellunesi qua. Oh, ma che Eh, bello! Mhm. Ho riunito questa gente, queste persone, ho spiegato come ha funzionato un'associazione bellunesi e ho deciso di creare Mhm. un'associazione qua. Insieme all'entità abbiamo già iniziato diverse cose, il corso di lingua e cultura italiana e anche il Bene. corso e anche il corso di italiano. Perché l'italiano riunisce un pubblico più adulto e sente una grande passione per la madrelingua degli antenati, né? Una lingua che ha subito alcuni cambiamenti nel corso degli anni, ma possiamo Immagino. dire che è una lingua a 100% di origine veneta per noi. Mhm. Pensando ai bambini, i giovani, abbiamo creato il gruppo folcloristico PIAV, che rappresenta la nostra associazione in evento di cultura italiana qui in Brasile e all'estero. Per origine dei nostri partecipanti abbiamo scelto un costume tipico simile a quello del gruppo folcloristico da Castion, da Nevegal, Belluno. Oh, E il nostro stupendo. repertorio di balli, canzoni sono 100% di origine bellunesi o veneto. So che anche Abbiamo, tu sei il direttore di questo corpo di ballo, se non sbaglio, e avete anche fatto di queste bellissime presentazioni anche a raduni. Avete fatto un viaggio in Italia o altri? Perché non ci racconti anche su di quello? sì, sì, quest'anno 2018 sono andato in Italia, siamo invitati per l'associazione Venetania, che è un'associazione che riúne i gruppi folcloristici veneti, Mhm. per partecipare del raduno dei gruppi veneti. Per la prima volta gente di origine veneta sei invitata per partecipare di questo evento. Siamo andati a Treviso per partecipare di questo evento. Ho invitato diversi coordinatori di diversi gruppi di origine veneta. E sono 14 giorni, andiamo a fare un tanto di visita in Italia, andiamo a diversi gruppi folcloristici veneti. Dopo di questo accordo che facciamo, Mhm. in 2019 facciamo il nostro primo raduno dei gruppi folcloristici veneti in Brasile, perché noi in Brasile siamo in 45 gruppi folk di origine veneta. Wow, tanti, Siamo, bravi! siamo più che il Veneto, né? Perché il Veneto 17-18 gruppi. E adesso facciamo una rappresentazione di questa associazione qui in Brasile, no? L'anno scorso sei venuto qua il gruppo folcloristico I Poçanhot, Oh, i rappresentanti del gruppo folcloristico I Mercanti Dogali. Il Poçanhot è da Possagno, Treviso, i Mercanti Dogali da Montebelluna. Durante la permanenza del gruppo Veneto abbiamo visitato 15 comuni di origine veneta, dove tutti potevano parlare normalmente il dialetto, oh, ma che che è stupendo! diventato la lingua ufficiale dell'evento italiano. E nel giorno specifico del raduno abbiamo riunito più di 680 ballerini nella città Mhm. di Pignalzinho dalle 5 stati brasiliani, una festa Wow, meravigliosa. sì, Eh, Quest'anno l'edizione di raduno sarebbe stata a Sesio Maggiore, oh, tuttavia a causa della pandemia tutto è stato cancellato. che bellissimo, che hanno anche un gruppo Andremo, stupendo di Cesso Maggiore Folk, bellissimo. sì, sì, Lì, sì, e andremo nel maggio di 2021. oh, ma che bello, anch'io voglio... Aspettiamo.
Sì, che anche conosciamo lì le persone del Museo di Saravela con Rita Cons, che è anche una partecipante è stata per tanti anni di quel gruppo di ballo, bellissimo gruppo anche. Beh, complimenti Patrick, sinceramente, per quello che fate. Com'è stata l'impressione di quelli che venivano dall'Italia lì in Brasile quando vedevano tutta quella manifestazione? È troppo emozionante perché la gente, sono andato qua, tantissimi giovani, perché questa associazione Venetania pensa che i giovani italiani devono andare all'estero per conoscere la realtà degli immigranti. E quando sono andato qua, Mm? questi giovani, Mhm. e vede questa comunità, come vive, come mangiano, come parlano il proprio dialetto, è Eh una cosa sì. stupenda. Sei una cosa spettacolare, l'unica, né? Eh sì, è un tesoro Bellissimo, veneto bellissimo. ancora del Brasile, perché figurati, quella stessa esperienza deve essere proprio veramente, come hai detto tu, emozionante vedere quella parte della storia, ma da un'altra parte, Sì, io oltreoceano, che incredibile. sì, è una cosa stupenda perché, per esempio, gli anziani erano Mm. tanto aspettando la visita dell'italiano e tutti gli anziani era piaciuto di parlare quel gruppo d'Italia e parlavano il dialetto, era bellissimo. In un municipio dove andiamo, un paesino chiamato Agua Doce, in italiano acqua dolce, di origine, esistono un'associazione veneta grande, più Mm. di 50 anni, e era un immigrante, una persona che sono andato per Brasile diretto da Belluno e vive Oh, là. che bello! Si è incontrato la gente, i trevisani però parlavano, si capisce totalmente il dialetto bellunesi, che si parlavano, era un dialetto proprio da Belluno, della regione di Che dove sei emozione! venuto. Sì, sì, bravissimo. Certamente. Bene, Patrick, è stato veramente un piacere parlare con te, sentire questa tua storia di immigrazione e anche tutte quelle cose belle che fate lì come famiglia e nella vostra regione. Vuoi, già verso la fine, vuoi inviare un saluto per tutti i bellunesi nel mondo? Qualcosa in dialetto, anche se ti ricordi, una parola, un saluto, qualsiasi cosa. Ah, va bene, va bene. Allora, prima ti ringrazio Ernestina per l'opportunità di poter parlare un po' di me e della mia regione, della mia associazione, e sono moltissimo felice di avere così tanti amici di origine bellunesi in tutto il mondo, né? Vorrei concludere dicendo in dialetto, Dai. eh, siamo veneti di cor e tradizione. Un grosso istrucon a tutti i bellunesi veneti nel mondo. Bravissimo, ecco, ricambiamo di cuore certamente anche qui dalla fine del mondo e se conosci altri bellunesi certamente devi invitarli anche a partecipare così possiamo raccontare altre storie di immigrazione e arrivare ad altri posti, anche tutta l'America e non solo. Va bene. Ciao a tutti, grazie Ecco, mille. no, per favore. E anche voi a tutti i carissimi bellunesi nel mondo vi invio un forte abbraccio qui dalla fine del mondo. Arrivederci amici, vicini e lontani, mai soli. Ringraziamo Ignazio dalla Corte Lucio per il montaggio.